Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Abbiamo scelto di descriverlo come il magnifico viaggio sugli argini del fiume Frassine da una spedizione di 7 esploratori. Perché magnifico? Perché fino ad ora nessuno l'aveva mai fatto. Perché sono partiti con una bufera, perché erano le prime armi e perché alla fine, davanti a un piatto fumante di bigoli offerti da Rifugio Monte Grosso in quel di Recoaro, non avevano più voglia di tornare a Montagnana. Il tour, sugli argini del Frassine da Montagnana alla sorgente di Recoaro per complessivi 100 km, è durato 3 giorni, di cui 2 fradici di pioggia e il terzo, per fortuna, di sole. Abbiamo attraversato per alcuni tratti e abbiamo seguito la strada. Siamo tornati a seguire il fiume per poi lasciarlo e siamo passati per un tratto del CAI molto bello. Dopodiché siamo riusciti a giungere fino alla sorgente dell'Agno. Abbiamo intervistato i ragazzi esploratori sui singoli tratti del Frassine e ne è uscito un quadro singolare e divertente. È stato difficile, ma alla fine ne è valsa la pena. È stata un'esperienza che vogliamo ripetere, tra l'altro. Sull'argine abbiamo trovato varie condizioni. Verso l'Onigo inizia anche ad esserci una pista ciclabile, quindi è molto più semplice camminare sull'argine. Dopo l'Onigo sono state create le attrezzature per essere fruibili dalla popolazione, quindi abbiamo incontrato anche diverse persone che o passeggiavano con la bici o anche stazionavano lungo il fiume. A un certo punto dove l'acqua era bassa e quindi il fondo era abbastanza visibile, abbiamo trovato un'alta densità, cioè non riscontrata in altri punti, di copertoni, che faceva pensare che fosse proprio un'area che, tra virgolette, è destinata da qualcuno a deposito. Sono le difficoltà a temperare un gruppo e a renderlo solido. Tant'è che appena arrivati alla sorgente hanno programmato un'altra spedizione di compiere il tragitto inverso, ovvero da Montagnana al mare, sempre seguendo il Frassine, che dalla frazione della città murata cambierà nome ben 7 volte. Difficoltà sono state parecchie, a partire dal peso sulle spalle, tende, sacchi a pelo, materiale vario. Poi probabilmente la più grossa è stata la pioggia battente, le altre difficoltà erano di poco conto e in compagnia, soffrendo tutti insieme, ci tiravamo su il morale. L'arrivo in rifugio ci siamo ritrovati davanti a un piatto fumante e un ottimo vino, non c'erano parole in quel momento, c'era solo una grande emozione e neanche proprio tanta voglia di tornare a casa. Pensavamo appunto visto che abbiamo fatto la parte della sorgente, di a questo punto arrivare alla foce, al mare. Insomma, un'idea nata per goliardia, voglia di confrontarsi agonisticamente e non per ultimo dalla noia, si sta trasformando in spirito d'avventura.